fuori che effettivamente un consumo di vino rosso, soprattutto prolungato nel tempo ma non eccessivo, aiuta effettivamente a prevenire certi tipi di malattie, o quantomeno c'è una minore incidenza. Questo perché, vedete, nel vino rosso sono contenuti tutta una serie di sostanze, degli antociani, tannini, resveratrolo, sono sostanze ossidanti che fanno bene allo stomaco. Questo vino Tokyo di provenienza ligure a doppia vite, quindi vedete che c'è un doppio sistema di viti e quindi funzionava come pressa da stampa. È stato ristrutturato, quindi se lo guardate ci sono anche, si notano le parti aggiunte. I vini sono in rovere o in ulivo? Credo castagno. E poi praticamente, vedete, funzionava un po' tipo a modo prestressato, facendo scendere le due viti, questo andava a schiacciare. Diciamo poi, col passare del tempo,
parte in quella direzione lì cosa abbiamo? L'alta langa, perché la bassa langa arriva ai 300-400 metri di altezza, zona ideale per la produzione del vino, altezza soprattutto che mantiene anche le temperature. L'alta langa